Sono complessivamente 24 le autorizzazioni e i pareri rilasciati dal Genio Civile di Agrigento nello scorso 2020 per esecuzione di lavori finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture che attraversano il territorio della provincia di Agrigento. A comunicarlo in una sua nota il capo del Genio Civile di Agrigento, architetto Rino Lamendola. In particolare, continua Lamendola, i lavori sulle strade statali riguardano il viadotto Maddalusa, il viadotto Valle del Platani, il consolidamento del primo e del secondo tratto del viadotto Morandi, il viadotto Re sulla strada statale 115 che interessa anche i 4 lotti in corrispondenza del bivio Borgo Bonsignore, i lavori nella galleria Belvedere di Sciacca in corrispondenza di Conrado Tumarrano, le strade statali 118 e 188 per i tratti che attraversano il territorio di Agrigento e Sambuca di Sicilia. Una serie di lavori hanno riguardato anche le strade provinciali Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, la Siculiana Raffadali, la Mussomelli San Giovanni Gemini, la Ribera Cianciana, la dorsale San Biagio Platani Casteltermini, le strade comunali a Lucasicola, via Monte di Pietà Bonfiglio e Fontanella di Caltabellotta. Durante il 2020, afferma il capo del Genio Civile architetto Rino Lamendola, abbiamo riservato massima priorità all'esame e all'approvazione dei progetti che riguardano le infrastrutture nella consapevolezza che siano interventi importanti per limitare quel gap infrastrutturale che ha progressivamente isolato la nostra provincia. Rimanendo nel campo delle infrastrutture, anche il 2021 nasce all'insegna dei nuovi progetti. Il Genio Civile, infatti, accogliendo le istanze del sindaco di Agrigento Franco Miccichè, sta redigendo un progetto per la pavimentazione della panoramica dei templi, limitatamente al tratto non pavimentato dall'ex provincia e della strada provinciale 15 per un tratto in contrada consolida, al fine di garantire un efficiente collegamento dell'ospedale San Giovanni di Dio con la città di Agrigento. Proprio in questi giorni, conclude il comunicato Lamendola, abbiamo completato il progetto al servizio del supporto della gara che sarà bandita il prossimo mese di marzo per l'affidamento della progettazione esecutiva dei lavori di ammodernamento della strada Mare Monti che per un investimento complessivo di 123 milioni di euro collegherà alla viabilità principale la strada statale 115 e 118, i comuni della provincia di Agrigento ricadenti come Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Lucasicola, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Chisquina e Villafranca Sicola. Intanto direi che grazie a questo corridoio preferenziale che abbiamo creato nel 2020 per la veloce approvazione di progetti strategici, oggi sono aperti una serie di cantieri che riguardano le infrastrutture. Questo è molto importante perché la nostra terra possa superare questo gravissimo isolamento infrastrutturale che tarpa le ali allo sviluppo socio-economico della nostra realtà locale. E devo dire che il 2020, nonostante sia stato un anno segnato dalla pandemia, è stato un anno positivo per il Genio Civile. Siamo riusciti a portare avanti una serie di iniziative grazie all'impegno e alla professionalità dei dipendenti, ma anche grazie alle risorse messe a disposizione dal governo Musumeci. Per ricordare qualcosa, siamo riusciti per la prima volta nella storia, non ci sono precedenti, a monitorare le condizioni di efficienza strutturale dei ponti che attraversano il territorio provinciale, informando il soggetto titolare che è il libero consorzio. Siamo riusciti a pavimentare le strade agrigentine offrendo alla città dei Templi l'opportunità di ospitare la fase finale del secondo Giro d'Italia. Diciamo che poi a fine anno siamo riusciti anche a progettare il restyling del porticciolo di San Leone danneggiato dalle mareggiate invernali, e devo dire che abbiamo fatto tante altre cose, per esempio in materia di rischio idrogeologico abbiamo realizzato, non solo progettato, anche realizzato ben 15 interventi, quindi abbiamo dato veramente una forte attività di contrasto alle emergenze idrogeologiche. E devo dire anche che il 2021 sta partendo sotto buoni auspici, infatti abbiamo appena completato, stiamo completando 2 progetti,
Progetti che, corre l'obbligo di dire, sono stati sollecitati dal sindaco Franco Miccichè, abbiamo già redatto. Il primo riguarda la pavimentazione della strada panoramica dei Templi per la parte che non è stata pavimentata dal libero consorzio, e poi un altro tratto importante è la SP numero 15 Consolida, che dovrebbe collegare con una strada certamente più degna di quella che c'è in atto l'ospedale San Giovanni di Dio alla città capoluogo, alla città di Agrigento, e alla viabilità principale. Un'altra cosa importante a cui stiamo lavorando e stiamo già completando è il progetto del servizio della gara che bandiremo presto per l'affidamento della progettazione esecutiva della strada Mare Monti, che per un investimento di ben 123 milioni di euro collegherà i comuni agrigentini della fascia centrale dei Monti Sicani alla viabilità principale, in particolar modo alla 115 e alla 118. Quindi è stato un anno che, anche se segnato dalla pandemia, proficuo da questo punto di vista. Ci auguriamo che il 2021, così come sempre dalle prime battute, possa essere l'anno in cui questi lavori progettati si possano concretizzare. In tal senso posso dire che il porticciolo è già addirittura d'arrivo come finanziamento, e che noi speriamo che la progettazione esecutiva della Mare Monti sia conclusa entro l'anno.